Presidente Serracchiani, oggi sopralluogo al polo intermodale di Ronchi dei Legionari, il primo treno il 19 marzo. Sì, l'annuncio è importante, il primo treno che arriverà nel polo intermodale e quindi poi direttamente dalla stazione al nostro aeroporto arriverà il 19 marzo. Abbiamo davvero corso, questo è un grandissimo cantiere, devo ringraziare davvero le tantissime persone che stanno lavorando a quest'opera perché era un impegno che ci siamo presi ed è un impegno che sta andando avanti davvero in modo spedito. Quindi siamo preparati, ma siamo preparati anche con un'opera che può accogliere già oggi i treni ad alta velocità, quindi la stazione sarà una stazione ad alta velocità con una banchina da oltre 400 metri e il primo treno appunto arriverà il 19 marzo. Un vero e proprio ponte per il futuro? Assolutamente sì, e non solo per la passerella alle mie spalle, che tra l'altro è estremamente innovativa, tecnologicamente molto avanzata, ma è anche un'opera che serviva a questo territorio. Quindi avremo la stazione ad alta velocità, la passerella, il parcheggio multipiano, complessivamente 1000 posti per i parcheggi anche a raso e poi ovviamente tutta una viabilità nuova. Tra l'altro questa viabilità è importante perché è la viabilità che può sbloccare altri investimenti in questo territorio.